Servono nuovi spazi al centro per l'impiego di Chiavari. È l'appello della CISL del Tigullio a pochi giorni dallo sfratto che scatta a settembre per uno dei locali di Corso Millo. La vigilanza è il tema centrale dell'Angelus domenicale. Il Papa ha esortato ad essere vigili e in contatto con il Signore. La lampada della fede, ha detto, è per il bene anche dei fratelli. Riscoprire la bellezza di una vita donata piuttosto che fondata sui beni materiali è l'invito che il Vescovo ha formulato a Pianezza di Cicagna in occasione della festa di San Rocco. Debutto stagionale amaro per la Virtus Entella al Comunale di Chiavari, biancocelesti sconfitti per 2-1 dal Sud Tirol nel turno preliminare di Coppa Italia. Una sconfitta meritata, il commento a fine gara di mister Boscaglia. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio oggi. Servono nuovi locali per il centro per l'impiego di Chiavari. L'appello della CISL del Tigullio è urgente perché una parte degli spazi di Corso Millo, dove attualmente hanno sede gli uffici, non sarà più disponibile dal 1° di settembre, quando scatterà lo sfratto. La questione è complicata dal punto di vista normativo. Cerchiamo di fare il punto. Appello per il centro per l'impiego di Chiavari. La CISL del Tigullio solleva il caso a pochi giorni dallo sfratto imposto per il 1° di settembre per uno dei 3 locali dove hanno sede attualmente gli uffici. Per i locali di Corso Millo già inadeguati, nessuno ha pagato l'affitto e così dal 1° di settembre scatta lo sfratto. Lo spazio in questione è di proprietà di un privato. E già gli spazi, il sindacato aveva sollevato il problema dell'inadeguatezza degli spazi già da diversi anni. Adesso abbiamo saputo che una parte degli spazi dedicati al centro per l'impiego di Chiavari non sono più agibili perché c'è lo sfratto, in quanto non è stato più pagato l'affitto da 3 mesi e quindi hanno ricevuto lo sfratto, e questo ulteriormente complica la situazione. Il problema si amplificherà proprio da settembre, quando ai 25 impiegati che attualmente lavorano nei locali del centro per l'impiego si aggiungeranno i 5 navigator che sono stati assegnati a Chiavari per accompagnare le circa 1000 persone del Tigullio e del Golfo Paradiso che risultano assegnatarie del reddito di cittadinanza. E questo è solo uno dei servizi che fanno capo al centro per l'impiego, che partiranno in autunno. Innanzitutto, prima di tutto, le 1000 persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza, che verranno chiamate al centro per l'impiego a firmare il patto per il lavoro. Poi ci sono le migliaia di persone che lavorano stagionalmente qua sul nostro territorio, gli stagionali, che finito il periodo per ottenere la NASPI devono iscriversi al centro per l'impiego. E poi ci sono altre iniziative che dovrebbero partire per quello che riguarda i disoccupati, sempre in carico ai centri per l'impiego. Perché si è venuto a creare questo stato di cose? Perché nel passaggio di competenze da città metropolitana, ex provincia di Genova, ad Alfa, Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, il contratto non è mai stato volturato. La competenza è poi passata direttamente alla Regione, ma con l'intervento di una norma di legge che di fatto esclude da tale competenza il reperimento ed il mantenimento dei locali che, stante una vecchia norma, spetterebbe ai comuni. Il Comune di Chiavari è già stato informato della questione e si sta attivando. Sono necessari assolutamente degli spazi adeguati per dare un servizio adeguato ai disoccupati del territorio. Per questo noi chiediamo alle amministrazioni locali, in primis ai sindaci, di vedere se si riescono a trovare dei locali adeguati da Moneglia a Recco per dare una risposta efficace ed efficiente. La competenza non è della Regione, ha spiegato, raggiunto al telefono, l'assessore regionale Gianni Berrino, che ha la delega anche alle politiche del lavoro. Il problema del sovraffollamento fino ad oggi non era noto, ha aggiunto, ma sapevamo che con l'arrivo dei navigator e l'introduzione del reddito di cittadinanza le maggiori competenze del centro per l'impiego avrebbero potuto creare problemi di vivibilità negli spazi. Per questo, ha concluso l'assessore, abbiamo già scritto ai comuni interessati per trovare una soluzione. Ancora la politica amministrativa, sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo dall'ultima tornata di elezioni amministrative. Tra i volti nuovi a ricevere la carica di primo cittadino anche Alessandro Graziadelli, eletto sindaco di Lorsica. Siamo andati a sentirlo per chiedergli quali siano le difficoltà nell'amministrare le piccole realtà come quella del comune della Val Fontana Buona.
circa 400 abitanti, di cui il 18% con più di 75 anni, sparsi per 17,7 km² nella Val Fontana Buona. Ad esempio Chiavari si estende su 12,2 km² ed ha 6 volte quel numero di abitanti. Questa è la realtà del comune di Losica, uno dei tanti piccoli ed estesi comuni dell'entroterra ligure, in cui le amministrazioni devono far fronte anche a problematiche differenti rispetto a quelle dei grandi comuni costieri. Quello che vedo che da piccolo imprenditore che sono, vedo che c'è un sistema completamente diverso, nel senso che se uno non lo conosce non lo riesce neanche a capire al di fuori. Cioè io se per esempio devo aggiustarmi un telaio e ho da cambiare una guarnizione, vado, la compro, la cambio e la metto a posto. Qui non funziona così. Qui per cambiare quella guarnizione bisogna fare decine e decine di fogli, domande. In questo per me è un problema, nel senso perché sono un po' più operativo in quel senso lì e quindi questo ci frena tantissimo e i tempi si allungano in maniera spaventosa. Quanto è importante anche la collaborazione con i comuni più grandi? È importantissima. Noi per esempio adesso abbiamo il segretario in convenzione col comune di Chiavari, che per noi è una grossissima fortuna, primo per il livello di esperienza che ha, comunque perché è un comune importante, quindi porta un bagaglio di esperienza notevole che per noi è veramente una fortuna, quindi ci sarà solo che da apprendere tanto. E poi comunque si può anche partecipare a dei bandi che sono predisposti per i comuni più grandi, cui noi siccome siamo convenzionati con un comune come Chiavari che fa da capofila, a cui possiamo partecipare e questo è un valore aggiunto. La cronaca: vigili del fuoco di Rapallo al lavoro per 2 ore questa notte a Sori, in via Teriasca. Un rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha distrutto 5 auto e 2 scooter. A fuoco anche alcuni cassonetti della differenziata, da dove l'incendio potrebbe essere divampato. Lo spegnimento delle fiamme si è protratto dalle 2 fino alle 4 di questa mattina. E questa notte a Santa Margherita Ligure i carabinieri hanno denunciato 3 persone per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di 3 giovani, di cui 2 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 27 anni. Risultati positivi all'alcol test con un tasso tra lo 0,98 e i 3,56 grammi per litro. Le patenti in tutti i casi sono state ritirate. Il Papa adesso: è necessario vigilare continuamente per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Papa Francesco lo ha ribadito nella sua riflessione prima della recita dell'Angelus, commentando il brano del Vangelo domenicale in cui Gesù esorta i suoi discepoli con le parole: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Il servizio di Radio Vaticana. È necessario vigilare continuamente per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Papa Francesco, nella sua riflessione prima della recita dell'Angelus, commentando il brano del Vangelo di questa domenica, dove Gesù esorta i suoi discepoli con le parole: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. L'immagine delle vesti strette ai fianchi è quella del pellegrino pronto per il cammino, e Francesco spiega. Si tratta di non mettere radici incomode e rassicuranti dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperto con semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella nostra vita, alla volontà di Dio che ci guida verso la meta successiva. La vita di fede non è statica, prosegue, presenta sempre tappe nuove che il Signore stesso indica giorno dopo giorno. Le lampade accese rischiarano il buio della notte e il Papa dice che è necessario vivere una fede matura per illuminare le tante notti della vita. Ma la lampada va alimentata con la preghiera costante e l'ascolto della parola. E il Papa a braccio ripete la raccomandazione già fatta in altre occasioni di portare sempre con sé un piccolo Vangelo per leggerlo. È un incontro con Gesù, dice, con la parola di Gesù, poi riprende. Questa lampada dell'incontro con Gesù nella preghiera e la sua parola si è affidata per il bene di tutti. Nessuno dunque può ritirarsi intimisticamente nella certezza della propria salvezza disinteressandosi degli altri. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno.
Andiamo sul sito di Vatican News. La Caritas Africa lancia un appello per il cambiamento del continente. Caritas Africa lancia un appello ripreso dall'agenzia Fides per il continente. È ora di cambiare. La povertà in Africa è una scelta, afferma Monsignor Gilbert Justice Ya Agnocchi, presidente dell'organismo ecclesiale. Instabilità politica e ambientale e corruzione tra le principali cause del sottosviluppo. I problemi dell'Africa derivano da scelte sbagliate. Questo accade quando si scelgono leader che non sono validi, lo ha affermato appunto l'arcivescovo di Kumasi. Torniamo sul nostro territorio. Mercoledì, in occasione del primo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova, l'arcivescovo, il cardinale Angelo Bagnasco, celebrerà la messa di suffragio nel luogo dove sorgeva un tempo il ponte, e ora si sta lavorando alla ricostruzione. 43 le persone che persero la vita nella tragedia e 566 quelle sfollate dalle case costruite sotto il viadotto. La tragedia del ponte ha reso Genova più coesa, ha commentato l'arcivescovo Bagnasco al microfono di Radio Vaticano. Lo ascoltiamo. Come ha guardato Genova, il mondo con grande partecipazione, grande dolore, così adesso guarderà Genova cercando di capire quanto la sua forza d'animo, la sua capacità, il suo ingegno, la determinazione riesce a guardare avanti al proprio futuro, della città, della sua gente. Questa attesa, con l'aiuto di tutti, innanzitutto del buon Dio, penso che sia un'attesa che ha dei frutti. Genova dà prova di sé, grazie ai suoi cittadini, alle istituzioni e alla sua fede. Dalle rovine del ponte sembra che la città si sia ricompattata, sia rinata. Certamente, è stata una sorpresa grande che da una tragedia come questa, con tante vittime, dolore, i familiari, gli sfollati, con tanti che hanno perso le proprie attività, sia improvvisamente sprigionata una compattezza nuova, la voglia di stringersi gli uni agli altri, non per rinchiudersi ma per guardare meglio in avanti. E in prossimità del primo anniversario dal crollo del ponte Morandi a Genova, un gruppo costituito da 3 cantanti residenti nella vallata della Valpolcevera si sono riuniti dando vita al gruppo Valpolcevera Project. Da questa unione è scaturito un brano intitolato Guardo in alto. Si tratta di una sorta di preghiera per le persone che hanno perso la vita in quel tragico 14 agosto, per i loro familiari e anche per chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa. La canzone è arrangiata dal cantautore genovese Sandro Giacobbe ed è stata prodotta da Gino Borrelli. Scorrono veloci come fosse un film tutti i miei ricordi e so che tu ci sei. In diocesi adesso il vescovo ha visitato la comunità di Pianezza a Cicagna in occasione della festa di San Rocco. Monsignor Tanasini ha rivolto un invito a riscoprire la bellezza del dono di sé piuttosto che a basare la propria vita sulle cose materiali. Il servizio. Fondate tutto non su quello che possedete, ma su quello che sperate. A Pianezza il vescovo torna sull'invito del Vangelo a non dare peso ai beni terreni che ingannano e non risolvono la vita, ma lasciarsi guidare da Dio, sovrano buono, che salva e non schiaccia, che dona a tutti la possibilità di avere relazioni fondate su generosità, fraternità e amore. Questo, dice Monsignor Tanasini, vale più degli egoismi e delle violenze di oggi. San Rocco, festeggiato nella chiesetta di Pianezza, è un esempio di questo invito. Ricco e facoltoso, ha lasciato tutto per diventare pellegrino e nel cammino verso Roma ha scoperto la bellezza della carità verso gli altri. Anche oggi si può vivere così, sottolinea il vescovo, è una prospettiva di speranza e bellezza. Non lasciare che i nostri impegni terreni siano tali, ci prendono in modo tale da dimenticarci questo sguardo alto, da toglierci il senso di quello che è il futuro vero della nostra esistenza. E noi abbiamo bisogno di recuperare questo senso del futuro della nostra esistenza, dell'essere pellegrini. Accettiamo questa sfida. Il vescovo è stato accolto da Don Marco Gattorna, prossimo al nuovo incarico di parroco di Cicagna e de Zerega. Il giovane sacerdote terrà le parrocchie di Soglio, Orero e Pianezza, mentre lascerà Canevale e Coreglia. Don Gattorna recupera l'invito a posare la propria vita sulla speranza, anche allargando lo sguardo alla Val Fontanabuona, che conosce così bene. È una valle che si sta rialzando, si sta riprendendo, ci sono piccoli segnali di speranza, di luce, anche di piccole attività che ripartono, soprattutto affidate ai giovani.
Ecco, credo che questo sia un po' anche la speranza, il futuro su cui dobbiamo investire tutti. La Fontana Buona ha una realtà giovanile molto bella, ci sono tanti giovani, tante famiglie giovani. A volte non si vedono, non sono così evidenti, ma ci sono, fanno parte delle nostre comunità, a volte rimangono più ai margini, più in periferia. Su questo credo dobbiamo invece porre di più l'attenzione. Patronale a San Rocco, di San Rocco a Villanoce di Rezzoaglio, venerdì 16 agosto alle 10:30 la messa solenne celebrata dal parroco Don Roberto Isola. Nel pomeriggio alle 16 la processione con sosta nel bosco di Castagni sotto il paese per l'omelia. Gli altri appuntamenti della giornata prevedono giochi per i bimbi in piazza con il Mago Gio e alle 19:30 apertura degli stand gastronomici a cura del centro sportivo Villanoce. Dopo lo spettacolo pirotecnico delle 21:30 ci sarà la festa con la musica di Alberto Calle. Sabato a Cian de Frunzun, un appuntamento che si ripete fin dal 1935, sui prati che costeggiano il sentiero per il Montaiona, gara di bocce a coppie per il sorteggio aperta ai residenti e villeggianti di Villanoce. E si è svolta alle casermette del Penna a Santo Stefano d'Aveto la cerimonia in ricordo di due giovani partigiani, Domenico Raggio, detto Macchia, e Giovanni Galloni, detto Razza, caduti rispettivamente il 24 e il 30 agosto del 1944. Alla commemorazione organizzata dal Comune di Santo Stefano d'Aveto e dall'Ampi Tigullio hanno preso parte il consigliere regionale Claudio Muzio, l'assessore comunale Marta Marrè in rappresentanza del Comune di Santo Stefano d'Aveto, il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro, l'assessore Mauro Battilana in rappresentanza del Comune di Sesti Levante e il vice sindaco di Carasco Silvano Cuneo. A Chiavari per tutta la settimana di Ferragosto non verrà effettuato il servizio di spazzamento meccanico delle strade. Ad annunciarlo il sindaco Marco Di Capo, ha vista la forte presenza turistica e il ricco calendario di manifestazioni, il primo cittadino ha deciso di interrompere il servizio da oggi, lunedì, fino a domenica 18 agosto compresa. Lo spazzamento meccanico riprenderà regolarmente in tutta Chiavari lunedì 19 agosto. E va in scena questa sera sul lungomare di Chiavari il Carnevale d'Agosto. Per prevenire problemi di ordine pubblico, il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro dalle 18 fino alle 6 di domani mattina, nella zona compresa fra Via dei Velieri e Piazza Leonardi. Per quanto riguarda gli alcolici, l'unico divieto riguarda la vendita e la somministrazione di quelli superiori ai 12 gradi a partire dall'una di questa notte. Sono scattati invece già questa mattina i divieti di sosta. Fino al termine dell'evento è vietato parcheggiare fra il Civico 7 e il 17 di Corso Valparaiso a ponente del 25 e per 30 metri a ponente di Piazza Milano. Dalle 17 sarà vietata la sosta e dalle 18 il transito anche in Corso Valparaiso nel tratto compreso fra Piazza Gagliardo e Piazza Leonardi. Sarà possibile comunque accedere all'autorimessa Cattaneo. La linea adesso va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e i servizi di sport. Corriere della Sera titola: ora la crisi di governo spacca il Partito Democratico, Zingaretti rifiuta il piano Renzi e c'è la vignetta di Gianelli, sono Matteo Renzi, Nicola Zingaretti stai sereno, Salvini vedrà Berlusconi per una coalizione di centrodestra, oggi il vertice dei capigruppi di partito, Di Maio ci affidiamo al Quirinale, il leader leghista contestato anche in Sicilia. E poi c'è l'articolo, il commento del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, la via giusta è il momento di stare ai fatti, e gli interessi particolari, questo invece è l'articolo di fondo di Aldo Cazzullo. Passiamo alla fotonotizia, due grandi campioni che sono anche una coppia nella vita, Viviani medaglia d'oro, la fidanzata conquista l'argento, Elia ed Elena la coppia del ciclismo sul podio nei campionati europei. E poi ancora dal Corriere della Sera di oggi, Epstein, i misteri e i dubbi di Trump. Ma c'è anche un inserto speciale, Genova un anno dopo, molte pagine dedicate al crollo del ponte Morandi e ai protagonisti. E ce n'è uno in particolare: ero ancora vivo e non ci credevo, oggi ritrovato il grande amore. Il camionista volato dal ponte, poi soccorso dai vigili del fuoco, che racconta a un anno di distanza la sua incredibile avventura. E poi ancora Giovanna e le domande di Cesare, mamma, papà mi vuole bene, i parenti di Andrea Cerulli, e il sopravvissuto Gianluca e l'arrivo di Pietro, lui è la medicina ai miei traumi.
Passiamo alla prima pagina del secolo XIX, anche il secolo XIX parla del Ponte Morandi, ponte a un anno dal crollo, fermi i controlli annunciati, dopo la tragedia di Genova eseguite solo 180 ispezioni a campione su 7.317 opere da verificare, ritardi e resistenze, la task force annunciata da Toninelli non è decollata, il procuratore Cozzi dice è pericoloso escludere lo Stato dagli accertamenti. Il commento di Roberto Sculli, l'allarme di Morandi lanciato già nel 1979, temo per la mia opera, e poi il caso Seili e gli altri, sono 213 figli della speranza nati in Val Polcevera. Passiamo poi alla fotonotizia, da Alcatraz alla Manica alle mete dei turisti nel mondo. La nuova tecnologia del 5G, rischi e vantaggi, i comuni liguri affrontano la sfida e lo vedremo tra poco. E poi c'è lo sport, l'Entella beffata sul finale, il Südtirol vince e passa il turno. Sempre dalla prima pagina del secolo XIX, tassa di soggiorno nei primi 6 mesi 2019, Chiavari perde il 7%, andiamo a vedere dalle pagine del Levante. Calo del 7%, il meteo di primavera ha dissuaso i vacanzieri, incassati 50.000 euro, i dati non ufficiali di luglio e quelli parziali di agosto però fanno ben sperare, lotta agli abusivi. E allora passiamo a questa inchiesta nell'obiettivo Liguria del secolo XIX, appunto i sindaci liguri che si dividono sulla tecnologia 5G, ci saranno alcuni comuni in cui verrà sperimentata questa nuova tecnologia, in particolare nel nostro territorio San Colombano Certenoli e Rezzoaglio. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove è pronto Maurizio Garrefa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Andiamo a Chiavari dove per la messa in sicurezza del torrente Rupinaro, lo ricordiamo, è necessario studiare lo stato di salute degli argini per calibrare gli interventi futuri. Per fare questo però occorre che tutti i proprietari terrieri lungo il corso del torrente facciano entrare i tecnici nelle loro proprietà affinché possano essere eseguiti i sondaggi, i carotaggi o le perforazioni. Non tutti i soggetti coinvolti però sino ad oggi si sono resi irreperibili. Ora, con un'ordinanza del sindaco Marco Di Capua, il comune impone a 14 proprietari che non si sono ancora fatti vivi di far accedere i tecnici per il completamento delle indagini. Il personale incaricato potrà entrare in queste aree dal 26 di agosto e sino alla fine delle operazioni necessarie. È tutto, a te Andrea. Grazie, per la pagina dello sport. Adesso debutto stagionale amaro per la Virtus Entella. I biancocelesti al Comunale di Chiavari sono stati sconfitti per 2-1 dal Südtirol nel turno preliminare di Coppa Italia. Una sconfitta meritata, commentato a fine gara mister Boscaglia. La cronaca è nel servizio di Nicola Pagliettini. Non parte bene la stagione dell'Entella che perde nel primo impegno ufficiale al Comunale, superato 2-1 in casa dal Sud Tirol. La formazione che giocherà al prossimo campionato di Serie C, allenata da Stefano Vecchi, si è portata in vantaggio nel primo tempo. Immediata la reazione degli uomini di Boscaglia che hanno trovato l'1-1 con Andrea Paolucci. Nella ripresa l'Entella non si è dimostrata ancora in forma dal punto di vista atletico. Il Sud Tirol ci ha creduto e ha trovato il gol della vittoria con Morosini sugli sviluppi di un calcio di punizione a 7 minuti dalla fine. L'Entella quindi esce da questa competizione, non andrà a giocare alla Dacia Arena contro l'Udinese la settimana prossima, ci andrà il Sud Tirol. Adesso per la formazione di Boscaglia 2 settimane di duro lavoro, perché il 24 di agosto si comincerà a fare sul serio al Comunale, arriverà il Livorno per la prima partita del campionato di Serie B. Al Comunale Sud Tirol batte Entella 1-2. Credo sia stata una partita equilibrata. Forse abbiamo avuto qualche occasione di più nel secondo tempo, però è stata una partita tirata, combattuta, lottata, è stata credo già una partita vera. Abbiamo fatto una brutta partita sotto tutti i punti di vista, sul piano del palleggio, dell'intensità, dell'aggressività, dello sfilacciamento, perché non siamo stati compatti soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo tenuto, nel secondo abbiamo faticato. Avete fatto girare la palla bene nel primo tempo, mancato probabilmente un po' di lucidità negli ultimi 30 metri. Ti chiedo se è una componente fisica, psicologica, se c'è ovviamente qualche meccanismo ancora da oliare, come te lo spieghi questo? Ma sicuramente c'è ancora qualche meccanismo da oliare. Oggi per la prima volta giocavamo insieme anche alcuni ragazzi che non avevano mai giocato con noi. Siamo ancora in mezzo alla preparazione, perché comunque anche questa settimana abbiamo lavorato tanto. Io cerco di prendere i lati positivi di questa partita. Il primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, al di là del gol evitabile, ma è stato preso perché abbiamo sbagliato una palla in fase offensiva, abbiamo preso contropiede, eravamo messi male e abbiamo preso gol. Ci sta in questo periodo della stagione, penso che sia anche normale, quindi lavoriamo sugli errori e cerchiamo di andare avanti sulle cose che oggi hanno funzionato.
Federico Bianchi è il nuovo presidente della Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna. È stato rinnovato infatti il collegio direttivo per il triennio 2019-2022. Cardiologo, iscritto da anni alla sezione e appassionato di vela, ha partecipato a diverse regate. Vicepresidente sarà Ferdinando Ditto Galletti, Enrica Bertini è il nuovo tesoriere, mentre segretario sarà Fausto Ladavasse. Il presidente uscente, Umberto Verna, è ora il nuovo consigliere allo sport. E annullo filatelico speciale per la 70ª edizione della Torta dei Fieschi, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Mercoledì sera a Lavagna Poste Italiane sarà presente con un banchetto allestito in Piazza della Libertà dalle 14.30 alle 19.30. Con l'annullo sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello temporaneo. Il bollo figurato sarà poi a disposizione all'ufficio postale di Chiavari in Piazza Nostra Signora dell'Orto per i prossimi 60 giorni successivi all'evento. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15. Continua, come abbiamo visto, sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.